Bene, eccoci di nuovo. Allora, intanto ci tengo a presentarvi i miei studenti e collaboratori. Qui abbiamo Katia, che è un pilastro della scuola Sconto del Portavo di Treviso, la mia più stretta collaboratrice. Qui abbiamo invece Michele e Orietta, che sono allievi della scuola, si sono diplomati come operatori di Qigong presso la nostra scuola e adesso a loro volta insegnano a Ferrara presso l'associazione Chi Hai. Bene, allora come dicevo entriamo nel merito adesso più pratico. Abbiamo visto quali sono gli spunti per lavorare, per effettuare un lavoro su di sé attraverso il Qigong. Quello che voglio presentarvi oggi è un esercizio che si chiama il cammino del guerriero, quindi è un Qigong che si effettua in camminata e appunto lavora sugli elementi cardini che abbiamo esposto precedentemente. Quindi innanzitutto sviluppo della presenza. La presenza rappresenta in alchimia il fuoco purificatore che rende possibile appunto il rilascio di tutto ciò che non serve per il lavoro e appunto la possibilità di forgiare altro tipo di metallo, oro piuttosto che piombo. E quindi innanzitutto l'esercizio si focalizza sulla presenza e l'attenzione e questo avviene attraverso un particolare modo di muovere il corpo e innanzitutto di strutturare il corpo. Il corpo viene strutturato attraverso specifiche modalità, proprio come se fosse un'architettura, una precisa architettura del corpo fatta di basamenti, ponti ed archi, e questo regala, oltre a una condizione di presenza costante e di forte attenzione, regala anche una sensazione di forza interiore, di sicurezza interiore, di stabilità, di radicamento. Perché sapete come l'atteggiamento del corpo abbia una diretta influenza sulla propria interiorità, sull'atteggiamento emotivo ed emozionale. Quindi sapete che tenere il corpo in un certo modo, quindi ad esempio con posture di questo tipo o peggio ancora di questo, crei dentro un corrispondente stato emozionale. Quando invece il corpo è dritto, aperto, rilassato, interiormente si produce una corrispondente sensazione di forza, di stabilità che appunto si può utilizzare poi per il lavoro che vogliamo presentare. In un secondo momento l'esercizio si focalizza, una volta acquisita una padronanza in termini di presenza nel qui e ora, in un secondo momento poi si può effettuare un lavoro per sviluppare l'intenzione. Tra ieri e oggi abbiamo parlato tanto di intenzione perché l'intenzione è un po' il motore di tutto quello che facciamo e appunto attraverso l'esercizio l'intenzione viene sviluppata e viene amplificata, potremmo così dire. Adesso, quindi dicevo, fra poco vi mostro subito l'esercizio che dicevo è in camminata, si svolge in camminata, si tratta di 5 figure dinamiche che possono essere praticate singolarmente e che poi possono essere anche assemblate assieme per creare un unico esercizio, ovviamente molto più articolato. In sostanza l'esercizio vuole rappresentare appunto il cammino di un guerriero, perché noi siamo guerrieri, tutti qui siamo guerrieri della coscienza, guerrieri della consapevolezza, e quindi un buon guerriero
senza macchia e senza paura. Non so se ci avete mai pensato, ma la macchia rappresenta il passato, la paura rappresenta il futuro, quindi un buon guerriero che invece è perfettamente radicato nel momento presente, ecco, si muove verso il suo obiettivo. E stamattina abbiamo detto l'obiettivo è il proprio piano divino, celeste, il proprio mandato celeste. Nel muoversi verso l'obiettivo, quindi per realizzare il proprio mandato celeste, incontra una serie di impedimenti, una serie di ostacoli. Questi ostacoli, questi impedimenti vengono, come dire, scostati, allontanati, continuando a procedere avanti, senza mai fermarsi. Questo è un punto molto importante perché solitamente noi siamo abituati a fermarci ogni volta che incontriamo delle problematiche, dei problemi, ci si ferma nel tentativo di risolverli, dimenticando invece l'obiettivo che stavamo cercando di perseguire. Ecco, invece il Qigong alchemico ci insegna che questo non va bene, non funziona, perché quotidianamente abbiamo sempre quelli che chiamiamo tra virgolette problemi, la differenza la fa come li gestiamo, no? La vita, ogni giorno abbiamo delle situazioni da affrontare, la differenza sta nel come si reagisce a quello che incontriamo. Quindi non fermarsi, semplicemente deflettere, allontanare, accompagnare fuori dal proprio centro ciò che si mette in mezzo, diciamo così, tra noi e la realizzazione del nostro obiettivo. Quindi i movimenti ovviamente richiamano questa idea. Avremo dei movimenti dove si procede in avanti come per penetrare verso qualcosa e contemporaneamente dei movimenti in cui si deflette, si porta fuori, si allontana, si devia per continuare ad andare verso l'obiettivo. E quindi adesso con l'aiuto dei miei studenti vediamo le 5 figure dinamiche, le 5 camminate del cammino del guerriero. Vediamo, mettiamo anche un po' di musica. Vediamo allora la prima camminata. Nel frattempo io vi darò alcune spiegazioni, alcuni chiarimenti. La prima camminata del cammino del guerriero, che si chiama affondare la lancia. Possiamo vedere come il corpo è strutturato per archi, gli archi delle braccia, delle gambe e della colonna, in maniera tale da avere una sensazione interiore di forza derivante appunto dalla struttura, dalla particolare struttura corporea, e una sensazione di stabilità, di fermezza. Si procede in avanti verso l'obiettivo, che non viene mai perso di vista. Benissimo. Questa è la prima camminata. Vediamo adesso la seconda camminata, che si chiama il serpente bianco sputa fuori la lingua.
Quindi abbiamo già notato come lo sguardo abbia una funzione importante. Di solito il praticante, quando effettua questo tipo di camminate, osserva un punto preciso, determinato nello spazio, e quel punto è il simbolo appunto dell'obiettivo da perseguire. In questo modo si lavora appunto sullo sviluppo dell'intenzione. Sia possibile pensare a tutt'altro, ma sia necessario essere presenti qui e ora, dentro il corpo, così come nell'ambiente. Vediamo la terza camminata, che si intitola Aprire il cielo, raccogliere la saggezza e penetrare il mistero. Tra l'altro ogni camminata è correlata a uno dei 5 elementi o movimenti. Abbiamo iniziato con il legno, proseguiamo con il fuoco. Scusate, abbiamo visto legno e fuoco, questo è la terra. Vedete come le braccia ad arco, contemporaneamente, mediante lo stesso gesto, penetrano in avanti e deflettono di continuo. Oltre agli occhi, l'intenzione è focalizzata, oltre agli occhi sull'obiettivo, è focalizzata alle mani, in particolare al punto 9 di pericardio, che è in stretto collegamento con il simbolo osservato davanti a sé. Questo crea una sorta di collegamento, ci lega all'obiettivo e ci permette appunto di essere con l'obiettivo anche quando non si è ancora raggiunto per motivi cronologici. Vediamo la quarta camminata, che è passeggiata tra i raggi lunari. Di attrazione magnetica verso l'obiettivo, perché in realtà l'obiettivo e se stessi sono la stessa cosa, si tratta solo di riscoprirlo. Vediamo l'ultima delle 5 camminate, che si chiama Il drago verde emerge dalle acque. E corrisponde appunto all'elemento acqua.
difficoltà, simboleggiate dal movimento di difesa che effettuano le deviazioni del centro, appunto affrontare le difficoltà quasi, dico quasi, con piacere. L'idea è quella di cominciare a vedere le problematiche, le difficoltà, quasi come se si facesse all'interno di un videogame. Sapete qual è l'elemento che piace del videogame, del videogioco? Sono proprio le difficoltà, no? Ci sono i livelli di difficoltà. E allora imparare a deflettere, a deviare le difficoltà, così come si farebbe all'interno di un videogame, non sarebbe male. Adesso ringrazio i miei studenti. Adesso vi mostro i 5 movimenti, le 5 camminate, ve le mostro assemblate assieme in un unico esercizio articolato. Dopodiché farò una brevissima dimostrazione di Tai Chi Chuan stile Shen, perché rientra in questo discorso, in quanto il Tai Chi Chuan potremmo definirlo come una forma di Qigong, che però è anche arte marziale, e tutto questo fa parte di quello di cui stiamo parlando. Quindi vi mostro il cammino del guerriero e poi una piccola dimostrazione di Tai Chi Chuan.